Martedì 7 aprile, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi avremo in studio Barbara Bellomo che presenterà il suo nuovo romanzo L'incartatrice di arance. Parleremo poi della prossima domenica che sarà dedicata al turismo lento, alla riscoperta della Sicilia. E ancora il nostro ospite Chicco Allotta, che è un musicista siciliano che vive a Londra. Intanto le notizie: via libera del TAR di Palermo al nuovo polo pediatrico da oltre 100 milioni. Respinto il ricorso contro l'appalto dopo anni di stop, dunque l'opera può partire. Sarà un centro d'accoglienza con 134 posti letto e reparti altamente specializzati. Vediamo. Via libera definitivo alla realizzazione del nuovo polo pediatrico di eccellenza a Palermo. Il TAR ha respinto il ricorso presentato da una società che chiedeva di annullare l'appalto da circa 100 milioni di euro già assegnato ad un raggruppamento di imprese. Una decisione che sblocca l'iter dopo anni di rallentamenti. La nuova struttura sorgerà in una zona accanto all'ospedale Cervello e rappresenta uno degli interventi più importanti per il sistema sanitario siciliano. Il polo pediatrico sarà realizzato su un'area di oltre 45.000 metri quadrati e sarà dotato di tecnologie antisismiche avanzate. Previsti 134 posti letto, di cui 10 in terapia intensiva, 4 sale operatorie ed una sala ibrida. 14 reparti con specializzazioni che vanno dall'oncoematologia alla neurochirurgia fino alla cardiochirurgia pediatrica, con laboratori, ambulatori, spazi per la formazione, una foresteria per le famiglie, un'area ristoro ed una elisuperficie per le emergenze. I fogli che ho qua. Oggi pomeriggio il ministro Crosetto riferirà in Parlamento sul ruolo della base militare americana di Sigonella in questa guerra all'Iran. L'ultimo episodio da chiarire è di qualche giorno fa, quando un drone si è alzato in volo con la radio spenta, tutte le apparecchiature elettroniche spente, per non essere localizzato e identificato. Adelaide Barbagallo. La battaglia di USA e Israele contro l'Iran sta infiammando tutto il Medio Oriente. Su questi scenari di guerra, che ruolo sta avendo la base americana di Sigonella in Sicilia? Domani a rispondere in Parlamento con una informativa sarà il ministro della Difesa Crosetto. Pochi giorni fa un velivolo Triton partito a Sigonella ha attraversato il Mediterraneo orientale, dirigendosi poi verso il Medio Oriente con il transponder spento. Un dettaglio insolito, dato che finora i droni hanno sempre operato con tutti i sistemi attivi. Cosa è andato a fare? A rivelarlo è stata la piattaforma di informazione indipendente Italmiradar, specializzata nel monitoraggio del traffico aereo e navale militare. Il drone potrebbe aver avuto un ruolo fondamentale nell'operazione di salvataggio del pilota americano disperso in Iran dopo l'abbattimento del caccia F-15 sul quale era in missione. L'informativa di Crosetto di domani arriva anche dopo il suo no a cacciabombardieri degli Stati Uniti, che prevedevano di atterrare presso la base per poi ripartire per il Medio Oriente senza la richiesta preventiva. Il governo, dicono i partiti opposizione, venga in Parlamento a raccogliere la volontà maggioritaria del popolo italiano, contrario all'utilizzo del nostro territorio per una guerra illegale che danneggia anche i nostri interessi strategici ed economici, che si chieda a Trump e Netanyahu di fermarsi. Vediamo con Luca Ciliberti i quotidiani di stamane cosa dicono in proposito. Allora Michele, i quotidiani ritornano ovviamente in edicola dopo la pausa di Pasqua, quindi la questione del drone ovviamente è stata ampiamente raccontata. Oggi è tutto riportato sulle anticipazioni del ministro Crosetto, cosa potrà dire in aula su tutta questa vicenda, certo. Ovviamente lui ministro della difesa. Il Corriere della Sera in effetti oggi anticipa un po' i temi dell'incontro di domani con un'intervista proprio al ministro, che sintetizza nella frase del titolo insomma, l'idea di questo governo, che in realtà è in qualche modo rimodulata, no? Rispetto all'inizio del conflitto stesso. Allora Crosetto dice, Crosetto ricordiamo è uomo di fiducia di Giorgia Meloni, quindi insomma parla anche con la voce del Premier. Il rischio di questo conflitto è la follia. All'opposizione dico serve maturità. Nel giro di un mese non tutto, ma molto potrebbe essere bloccato. Quindi insomma gli scenari non sono
esatto, gli scenari insomma non sono rosei. Quindi la fine della guerra, gli chiedono, continua ad allontanarsi. Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo, è una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. C'è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta sempre di più ed è difficile da risolvere, e questo insomma dovrebbe in qualche modo far ragionare di fronte alla grande debolezza del multilateralismo. Su questo diciamo parla il ministro, che parla poi anche in questa intervista diciamo di quello che è successo e sta succedendo dal punto di vista militare e anche diciamo dal punto di vista del conflitto. Un diciamo, racconto che domani ovviamente sarà riportato e che domani sarà completato in Parlamento anche con le interrogazioni che riguardano poi ovviamente la base militare di Sigonella. Quindi su questo diciamo, il Corriere della Sera già oggi anticipa un po' di questioni. Sul drone, poi sull'attacco, ti faccio vedere ovviamente anche qualche ripercussione di quello che sta succedendo. Insomma, viene anche raccontato, lo prendiamo sempre dal Corriere, che cosa è successo, la dinamica, ecco, lo vediamo nella pagina in questa mappa che racconta meglio, ed ecco, questi sono i droni che cercano l'uomo, vedi in questo quadrato, nel quadrato numero 4 che sottolineiamo in questo modo. Ecco, uno di questi droni potrebbe essere partito proprio, anzi è partito proprio dalla base militare di Sigonella verso l'Iraq alla ricerca appunto del pilota. Quindi diciamo, un racconto abbastanza articolato. Il titolo è "L'aviatore salvato come in un film d'azione, a rischio catastrofe". Diciamo, poi ovviamente gli Stati Uniti esultano, ma diciamo, c'è poco da esultare. È un conflitto in realtà che sta in qualche modo e si sta in qualche modo espandendosi e che sta coinvolgendo in realtà anche i paesi vicini all'America. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. L'altra faccia della guerra è il prezzo del carburante, che è sempre alle stelle. Tuttavia ieri, che era Pasquetta, i siciliani non hanno rinunciato alla tradizionale gita fuori porta, almeno quello. Non se ne può più. Potremmo sintetizzare così il pensiero degli automobilisti. Il prezzo del carburante continua a salire e il malcontento avanza. Difficile andare avanti così, è impossibile. Pregando, sinceramente, perché è insostenibile questa situazione. Nonostante tutto, il traffico non manca. Così molti siciliani, prima e dopo la classica scampagnata di Pasquetta, sono costretti a passare ore e ore in fila. Ed è proprio in questi casi che si consuma di più. Di sicuro consumeremo di più. Il prezzo medio alla pompa in Sicilia è ancora tra i più alti, 2,13 € per il gasolio, 1,80 € per la benzina. Palazzo Chigi intanto ha rinnovato il taglio delle accise fino al 1° maggio, una misura che costerà allo Stato $500 miliardi, ma che, secondo molti, non basta. Hanno aumentato il prezzo del gasolio perché comunque la maggior parte delle auto che circolano in Italia sono tutte a gasolio. Come ora è tutto sbagliato. Prima di mettersi alla guida meglio pensarci 2 volte. E poi c'è chi come lui preferisce la bici, non si inquina e soprattutto si risparmia. Potendolo fare, vai Luca. Allora, adesso la questione energia, caro gasolio, la affronteremo nella lettura dei quotidiani nazionali, perché ovviamente questa è una strategia del governo che fa fronte ovviamente quotidianamente a questo problema. Come abbiamo visto, le accise, insomma il taglio delle accise, anzi la proroga del taglio delle accise non ha minimamente inciso sul risparmio degli utenti. Però che cosa è successo? Quali sono le refluenze di questa questione? Immediate, lo abbiamo visto a Pasqua, subito un calo di turismo, e questa è la Sicilia di oggi che mette in fila alcuni numeri. Turismo a Pasqua, tempesta perfetta, perché da noi ovviamente c'è anche il caro voli, quindi caro voli e diciamo caro carburante in qualche modo aumentano le incertezze. Nell'isola c'è già un meno 10% di presenze, quindi l'allarme lanciato dall'associazione Assoturismo di Confesercenti: senza interventi sarà a rischio anche l'estate, e come sappiamo
sappiamo, no? Il solito refrain, no? La Sicilia vive di mare, sole e turismo, insomma pagheremo caramente queste incertezze. Ecco, fra incertezze del meteo, nuove guerre e caro gasolio, in Italia, proprio complessivamente, si registra un calo dell'1,3% dal 2025. Non accadeva questo dai tempi del Covid, quindi dal periodo del Covid. Le stime registrano questa fotografia. Regge il turismo a Palermo, quindi capoluogo. Taormina accusa il colpo, Agrigento ovviamente fa flop perché è anche logisticamente più difficile da raggiungere. In questo articolo, insomma, ci sono anche, e lo possiamo vedere in questo schemino, tutti i numeri messi in fila, cioè le città che pagano di più o che comunque hanno attutito i costi, ma nel totale della Pasqua in Italia, quindi 14 milioni di presenze, in calo abbiamo detto dell'1,3%, quindi quasi un punto e mezzo percentuale. Questi sono chi non viene in Italia, quindi in calo, ovviamente Stati Uniti, quelli più lontani, no? Quelli che arrivano da più lontano, Stati Uniti, Cina, Canada, Giappone, Australia, India e anche la Gran Bretagna per via della Brexit. Aumentano ovviamente il turismo di prossimità, no? Riferito all'Europa, quindi Austria, Francia, Polonia, Svizzera, insomma tutti i paesi vicini, Germania, continuano a venire in Italia, restano stabili appunto Belgio, Spagna, curioso insomma il Brasile che continua a venire in Italia con la stessa frequenza di brasiliani allora. Sì. Siamo al calcio, il Catania perde la prima partita casalinga della stagione dopo il vantaggio di D'Ausilio. I rossazzurri vengono superati dai lucani che segnano un Abreu e Bianchi. Il fortino non c'è più, il Catania incappa nella prima sconfitta interna della stagione e subisce il terzo gol al Massimino in 2 partite. Il Picerno fa il colpaccio e rende magro il rollino di marcia di Viali dopo 3 gare, una vittoria, un pari e una sconfitta. I rossazzurri ripartono anche in alcune scelte dai 3 punti del Francioni e provano a replicare anche lo stesso gol. Miceli lancia per Bruzzaniti che salta Gemignani e tira trovando la risposta in angolo di Marcone. Al quarto d'ora arriva il vantaggio, Lunetta conquista palla dopo un errore di Del Fabbro, poi smista in mezzo dove arriva D'Ausilio che spiazza Marcone, 1-0 e quarto gol per l'ex Avellino. I rossazzurri nei primi minuti disegnano anche buone trame, il Picerno però punisce gli etnei inclini agli errori dietro, Miceli fa scappare Pugliese, cross e colpo di testa di Abreu che anticipa Carnielutti e sigla il 10° centro stagionale. Il Catania subisce il colpo e i lucani vanno in vantaggio, punizione dal limite di Franco che costringe Dini alla respinta, sulla ribattuta però i difensori si fanno sorprendere un'altra volta, Bianchi di sinistro manda in rete. Nella ripresa non arrivano evidenti occasioni fino al 60° quando il cross di Bruzzaniti e la rifinitura di Lunetta aprono la strada alla conclusione di Casasola che supera il portiere ma trova la deviazione quasi sulla linea di Bellodi. Guaini, che ha fatto il suo ingresso in campo a metà ripresa, imbecca Casasola che serve Jimenez, dribbling e tiro sulla deviazione di Marcone. La palla carambola su Corbari e va fuori. Finisce così con i fischi del Massimino. Nel giorno della matematica promozione del Benevento il Catania vede riavvicinarsi il Cosenza. Il passo indietro non è solo nel risultato. In generale gli etnei hanno assimilato qualcosa nel gioco offensivo ma non segnano come vorrebbero e rischiano in difesa. Dati che insieme ad un calo mentale visto oggi dopo l'1-2 del Picerno preoccupano nella corsa alla conferma del secondo posto e in vista dei playoff. Ecco a te Luca allora. Cominciamo proprio dal calcio che prendiamo dalla pagina interna, ovviamente la pagina dello sport, oggi tanto sport sul quotidiano La Sicilia come avviene ormai da sempre nell'edizione, diciamo questa sarebbe come se fosse un'edizione del lunedì in realtà, perché insomma pur essendo martedì 7 aprile racconta insomma la pagina dello sport. Allora, Catania da incubo, cioè senza mezzi termini il titolo, il Picerno domina e i tifosi si arrabbiano. Prima KO al Massimino, avanti subito con D'Ausilio, come abbiamo sentito nel servizio, vengono ribaltati dai lucani rossazzurri nel giro di 10 minuti e questo insomma è quello che non è piaciuto poi ai tifosi. La contestazione, vediamola subito, eccola qua. Eccola qua, la contestazione. Il Picerno aveva anche raddoppiato con Bianchi sugli sviluppi di una punizione del Franco deviata da Dini, ma senza che i compagni riuscissero ad allontanare la palla. Il pubblico ha contestato in maniera civile ma decisa. Adesso è un rincorrersi di voci e dice: era meglio Toscano, richiamatelo.
Quindi era meglio non cambiare, quindi solitamente diciamo, adesso si piange, come si suol dire, sul latte versato. Qui c'è il tabellino della partita, insomma poi trovate nelle altre pagine ovviamente tutto. Diciamo tutto il racconto della partita. C'è una notizia che dobbiamo dare ovviamente a fianco di questa notizia, che diciamo, la squadra capolista in classifica, il Benevento, nel girone C di Serie C, ieri con la sconfitta del Catania e la contestuale vittoria contro la Salernitana ha avuto ufficialmente il pass, quindi è stata promossa in Serie B, quindi il Benevento diciamo, è promossa, quindi ha vinto questo girone di quest'anno della Serie C. Quindi adesso vedremo se, speriamo, il Catania sarà la prossima, ne saliranno 2 nella serie maggiore. Andiamo a leggere invece le prime pagine dei quotidiani siciliani, restiamo sulla Sicilia, perché sulla Sicilia c'è un richiamo al Catania, eccolo qua, Tonfo in casa col Picerno, il pubblico contesta, è ovviamente titolo questo perché raramente quest'anno si è vista contestata la squadra al Massimino, soprattutto perché era il fortino della squadra rossazzurra, non aveva preso fino alla partita precedente gol e non era stato sconfitto fino a questa partita di oggi. Nel giorno della promozione matematica in B festeggiata dal Benevento, il secondo posto per gli uomini di Viali resta a rischio soprattutto per il modo di giocare poco produttivo, un'involuzione che preoccupa, scrive in prima pagina il quotidiano La Sicilia. Andiamo a vedere invece le altre notizie, l'apertura dedicata ovviamente alla situazione politica internazionale, niente tregua, Trump minaccia, incubo escalation sui carburanti, abbiamo visto come i siciliani dei nostri servizi sono preoccupati, poi la strage di Pasqua che noi abbiamo raccontato in questi giorni nei nostri telegiornali, però ovviamente i quotidiani la riportano oggi, visto la pausa di ieri, quindi 80 migranti morti, questo è un numero insomma, che dovrebbe fare riflettere. E poi c'è sempre un allarme case, un'emergenza case, l'SOS del Sunia, che è l'associazione che si occupa appunto delle famiglie disagiate, insomma di trovare case per chi ha necessità. Nell'isola c'è un allarme, c'è fame di case, ma ci sono 5.000 case sfitte, quindi questo è un numero davvero inquietante. Le 2 fotonotizie a centropagina, il turismo del quale abbiamo parlato, quindi meteo incerto, caro gasolio e guerre fanno calare le presenze a Pasqua in Sicilia, la tempesta perfetta è il titolo del quotidiano La Sicilia, ma a questo si aggiunge la beffa, perché non solo il gasolio è carissimo, non solo la gente fa sacrifici per mettersi in auto e andare a fare anche la gita di Pasquetta, ma che succede sulle autostrade siciliane, sulla A18 e sulla A20, quindi Consorzio Autostrade Siciliane, CAS, senza casse automatiche e ai caselli si è costretti a pagare in contanti. Il risultato del pagamento in contanti è questa fila che vediamo nelle foto, quindi insomma perdita di tempo, consumo di carburante e ovviamente stress da parte di chi vorrebbe solo rilassarsi. Quindi questa è la fotografia che ci fa oggi il quotidiano La Sicilia. Di spalla a centropagina troviamo una notizia in qualche modo curiosa, diciamo così, che incuriosisce. Dal libro rubato al testo del 1600 nel box è giallo. Che cosa è successo? Un catanese è finito sotto processo con l'accusa di ricettazione in beni culturali dopo aver messo in vendita un'opera ritrovata nel garage avuta in eredità da un lontano parente. Una perizia grafologica però riapre il caso. È del 1600? Del 1600, quindi preziosissimo questo volume. Andiamola a vedere dentro questa storia, andiamola a raccontare così come la racconta il quotidiano La Sicilia. Eccolo qua. A processo per un libro, ecco, il giallo del 1600, del testo del 1600 finito in vendita online. Il garage nel garage di una lontana parente trova un antico volume, quindi insomma una cosa che potrebbe accadere a chiunque. Per il PM invece è quello rubato a Carini, e quindi è questo il libro, vedetelo qua. Eccolo qua, è sparito dalla biblioteca nel 1993, questo è il libro L'economia del cittadino, che è una perizia grafologica, appunto apre un caso che insomma era stato in qualche modo chiuso, o meglio era diventato un cold case. C'era una volta, è bello l'attacco del pezzo, in un garage a Motta Sant'Anastasia, ai piedi dell'Etna, che custodiva un tesoro di carta e inchiostro. Questa storia giudiziaria, che per protagonista un libro edito oltre 4 secoli fa,
non poteva che cominciare con una formula diversa. L'unico difetto è che questo non è una favola, ma un incubo, anche se l'avvocato che segue il caso spera nel lieto fine. Un catanese a giudizio per ricettazione di beni culturali. Quindi tutto è cominciato quando ha deciso di mettere in vendita su subito.it, che è un popolare portale di vendite online, una serie di testi antichi che aveva ritrovato in un box di una lontana parente che doveva essere sgomberato per la vendita. Quindi una storia di ordinaria quotidianità, tutti sgomberano botteghe, garage eccetera, e poi insomma questo è il risultato. Vedremo come finirà, perché è davvero curioso. Poi ovviamente ci sono tutte le i racconti che incuriosiscono all'interno dell'articolo. Malta, nell'inchiesta, l'isola delle scommesse di Cosa Nostra, dai casinò agli uomini di Messina Denaro fino all'omicidio Caruana Gulizia. Nei giorni scorsi sono uscite anche attraverso alcune trasmissioni televisive nazionali anche storie che riguardano Totò Riina, Cosa Nostra, e la casa in cui veniva ospitato a Malta. Quindi Malta era certamente un luogo di ritrovo anche dei personaggi eminenti di Cosa Nostra. Quindi su Malta questo è un approfondimento dell'inchiesta che arriva appunto da Trapani, perché tra i boss ospitati c'era anche il boss Matteo Messina Denaro. Questa è la Sicilia. Andiamo a vedere la pagina di Catania della Sicilia, perché ci sono anche novità per quanto riguarda il femminicidio, il tentato femminicidio di Picanello. Papà, parla la figlia, papà perseguitava la mamma da quando è uscito dal carcere. Lo ricordiamo, i fatti sono venuti la settimana scorsa, coltellate pericolosissime che hanno quasi ucciso una donna che si trova ancora ricoverata. L'uomo era uscito dal carcere, ha coltellato la ex moglie ed è stato poi ha confessato ed è stato riarrestato. Nelle carte il racconto della figlia della vittima, nell'ordinanza del GIP che ha convalidato il fermo nei confronti di Giovanni Platania, così si chiama, è finito il racconto della figlia della coppia, una testimonianza che assieme ad altri dettagli ha smontato la versione dell'indagato resa nel corso dell'interrogatorio ai PM. Per gli inquirenti il 56enne ha agito con premeditazione e voleva uccidere, quindi non è stato un raptus, è stato proprio un tentato omicidio premeditato. Poi la Pasquetta, insomma, tutto quello che è il racconto di questo lungo fine settimana che si è concluso ieri. Boschetto, Villa, San Giovanni Licuti, una Pasquetta, chilometro zero, anche per il caro benzina, di cui insomma ritorna sempre. E poi oggi cominciano i lavori per rifare l'asfalto sull'asse dei servizi nella zona sud. I lavori, dicono, tra le ore notturne e quelle mattutine saranno effettuati appunto a partire da oggi. Si partirà dal Faro Biscari verso Bicocca e poi ovviamente sono previsti i restringimenti. Tante notizie che arrivano anche dalla provincia. Andiamo a vedere gli altri quotidiani velocemente nelle prime pagine almeno. Allora partiamo ritorniamo sul Giornale Sicilia. Non c'è intesa con l'Iran, la tregua è lontana. Questa è l'apertura del Giornale Sicilia. Vediamo le questioni che riguardano invece la Sicilia, i migranti, eccoli qua, nessuna traccia degli 80 dispersi, quindi anche il Giornale di Sicilia ritorna su questa vicenda che è accaduta tra sabato e domenica notte. Mette in pagina però, in prima pagina, la vittoria del Palermo, il quotidiano Giornale Sicilia, ovviamente il giornale di Palermo. La vittoria della squadra di Inzaghi sull'Avellino lascia accese le speranze dei tifosi per la promozione in Serie A, quindi il Palermo non molla, il Monza è più vicino. Il Monza ieri ha pareggiato, terzo pari in extremis a Catanzaro. Sono adesso 2 i punti di distanza con i Brianzoli dal Palermo, quindi Palermo quarto, Monza terzo. Vediamo anche la Gazzetta del Sud, anche qui apertura dedicata alla politica internazionale, tregua respinta, Trump avverte l'Iran. La Gazzetta del Sud è un quotidiano dello stretto, lo diciamo sempre, noi leggiamo la pagina di Messina, la pagina che riguarda la Sicilia, ma ovviamente le altre edizioni sono tutte sulla Calabria, quindi Reggio Calabria è una delle edizioni della Gazzetta del Sud. Perché dico questo? Perché Reggio Calabria è uno degli aeroporti che sta pagando il caro carburante, quindi lo troviamo di spalla, eccolo qua, aeroporto di Reggio, carburante razionato, imposta per la crisi energetica una quota massima di rifornimento, pianificazione obbligata dei voli. Stiamo parlando dell'aeroporto Tito Minniti, aeroporto di Reggio Calabria. Poi
ritroviamo la strage dei migranti, fiamme nella baraccopoli di Messina, di via Taormina, sono state distrutte 2 casette. Interessante anche questa notizia che troviamo in basso nel box nella pagina Messina, quei 400.000 topi e i nidi dei rapaci da tutelare. Potrebbe fermarsi la demolizione degli ex silos proprio per la presenza di questi animali. Velocemente andiamo a vedere anche la prima pagina della Repubblica di Palermo, che apre, quindi tutte notizie regionali ovviamente qui, apre con il lavoro, la mappa della crisi, allarme da industria e turismo, nel petrolchimico persi 600 contratti, i ritardi della regione per salvare i centralinisti di Almaviva, quindi sono ovviamente più questioni che si sommano e che mettono in crisi la mappa della crisi. Infatti il lavoro in Sicilia, partono i concorsi invece negli ospedali, negli uffici della sanità, quindi via i concorsi, dentro insomma un racconto particolareggiato di questi concorsi. E poi in taglio alto, fontane storiche, così ritornerà all'acqua, la manutenzione, quindi questa è una notizia che riguarda strettamente Palermo, la manutenzione riguarderà Villa Giulia e Trabia, il Giardino Inglese e Piazza Niscemi di Spalla. Premiato il boss, Pasqua a casa per Galatolo l'ergastolano, quindi ancora polemica sui permessi premio ai boss ergastolani. L'uomo che strangolava i nemici di Otorrina è ormai diventato un detenuto modello, al punto da meritare un nuovo permesso premio per trascorrere le vacanze di Pasqua in città. Così hanno deciso i giudici del Tribunale di Napoli. E poi quest'altra notizia che vediamo adesso in pagina, l'isola si svuota, persi in un anno 12.000 residenti, cioè c'è una questione di migrazione che continua e la vediamo appunto, eccola qua nelle pagine. Vi faccio vedere anche intanto la mappa delle crisi aperte, che sono ovviamente tantissime, ne abbiamo nominate qualcuna, c'è quella di Almaviva, c'è la raffineria di Priolo, ma c'è anche la crisi dell'AST per gli autisti interinali, quindi questa è la pagina diciamo che riguarda la crisi, ma attaccata alla crisi ovviamente c'è l'isola che si svuota. Nell'ultimo anno persi 12.000 abitanti, meno nascite e fughe verso il nord in cerca di lavoro. Tra le cause del calo la ricerca di lavoro e tra le cause del calo demografico, l'apporto degli stranieri non basta più. Mi sa che siamo in chiusura, però. Sì. Ok, diamo subito un'occhiata al traffico. A proposito di caro carburanti, vediamo un po' come vanno le cose a Catania. Questo è il Tondo Gioeni, traffico scorrevole e piuttosto, come dire, tranquillo. Poi ci sono avanti. Le scuole chiuse però, Michele, ancora ci sono l'ultimo giorno di vacanza per la Pasqua. Ultimo giorno di vacanza. Vediamo un po' altre immagini in diretta. Cielo sereno, sole, ecco, questo è via Vincenzo Giuffrida, traffico consueto ma niente di particolare, quello è un semaforo pedonale. Poi andiamo, l'Etna è splendente, e anche con fumo, è bellissima, proprio questi vapori in questo cielo azzurro. Vediamo Taormina adesso, ecco, si vede la stessa immagine con in più questa inquadratura stupenda. Bene, facciamo la pausa, dopodiché torneremo con la rassegna stampa nazionale. A dopo, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, diamo i giornali nazionali con Luca Siliberti. Grazie Michele, allora leggiamo subito le prime pagine, perché oggi ovviamente il racconto è univoco ed è ormai da giorni così, no? Il racconto del conflitto in Medio Oriente, le farneticazioni, lasciatemi usare questo termine, del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che adesso leggeremo anche attraverso i titoli. Corriere della Sera, prima pagina, USA, Stati Uniti, Iran, trattativa e minacce, eccolo qua, il piano, 45 giorni di tregua, ma scattano i veti incrociati. Trump dice domani scadrà, anzi stasera scadrà l'ultimatum, ma dall'Iran rispondono picche, non riapriremo Hormuz per un cessate il fuoco a tempo, e poi continuano i raid di Israele sul petrolchimico del regime. Vedete la foto di Donald Trump, qui poi c'è il racconto diciamo di quello che sta succedendo a margine di questa guerra. Ovviamente
il conflitto, quindi le operazioni militari, i rifugi, i segnali, le forze speciali, il salvataggio del pilota ferito, che è un racconto che fanno oggi tutti i giornali, e poi gli scali al secco, emergenza nel sud Italia, e ne abbiamo parlato perché carburante è finito, compagnie aeree che adesso si vedono e diciamo, si attivano per trovare una soluzione a questa crisi a Bruxelles, quindi con l'Europa. Il ministro Crosetto l'abbiamo visto, intervistato al Corriere della Sera, la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla, ministro abbastanza riflessivo in questa intervista di Fiorenza Sarzanini, quindi insomma da leggere, certamente ne abbiamo ne abbiamo fatto vedere qualche stralcio. Di questa notizia che troviamo, anche questa su tutti i quotidiani, ne parliamo dopo in chiusura, perché mentre il mondo combatte, il mondo spara e il mondo diciamo, abbatte droni, noi riusciamo ad andare anche sulla Luna, mai così vicino, Artemis oltre la Luna, mai arrivati così lontano, o per chi la vuole vedere dall'altro lato, così vicino, diciamo, dall'altro lato della Luna. Il record dei 43 minuti di blackout, quindi insomma ne parleremo dopo. E poi, sempre in prima pagina, anche questa è una notizia che troviamo un po' su tutti i quotidiani, ieri tanti turisti in gita a Pasquetta sul lago di Braies, siamo sulle Dolomiti, il lago era ghiacciato, tanti camminavano sopra, si è rotto il ghiaccio e diciamo, in 5 sono stati salvati dalle acque gelide, ma è il racconto dei soccorritori che fa venire i brividi e non per l'acqua fredda, perché dice, pensate, mentre c'erano quelli dentro l'acqua col ghiaccio rotto, c'erano 100 sopra il ghiaccio che cercavano di fotografare e guardavano, non si rendevano conto di quello che stava succedendo. Prima pagina della Repubblica, eccola qua, la fine dell'Iran in una notte, questa è una delle tante frasi pronunciate da Donald Trump, con questa foto che sembra che stia imbracciando un fucile, un mitra. Trump minaccia Teheran di distruzione totale se non risponde al suo ultimatum, non apre lo stretto di Hormuz, le trattative di pace sono in salita, con un blitz messo in salvo il colonnello americano, disperso all'abbattimento dell'F-15. Ancora qui vedete carburante stop in altri scali, da maggio meno scorte di gas. Questa è Repubblica, vediamo La Stampa e adesso lo spieghiamo questa storia del carburante. Trump nel labirinto Iran, crisi carburanti in Italia, i primi aeroporti senza rifornimenti, Lega e Federpetrolio aprono al gas russo. Allora andiamola a vedere tutta questa questione, abbiamo letto i 3 principali quotidiani italiani, però vediamo la questione che riguarda il carburante. Quindi che cosa succede? Intanto il prezzo del petrolio aumenta, ma l'Iraq ricomincia a vendere, quindi questa è una notizia. Chi è che si avvantaggia, chi è che cerca di trarre, diciamo, di anticipare il commercio? La solita Francia che anticipa il commercio del petrolio estivo, quindi mentre diciamo, l'Israele attacca gli impianti dell'Iran, la Francia comincia a diciamo, a fare trattative per il petrolio estivo, e qui insomma tutto l'andamento del petrolio, prezzi, carburanti, scorte eccetera. La Lega, come abbiamo visto, chiede di riaprire le forniture del petrolio dalla Russia, la tentazione è quella di accumulare ovviamente riserve, e poi ovviamente il gasolio che, come abbiamo visto, in Sicilia è ancora più alto. Questo è il prezzo medio in Italia, 2,14 €, ma in Sicilia siamo già oltre 2,20 €. Poi sempre sulla storia delle compagnie aeroporti e allarme sul cherosene. Domani summit in Unione Europea con gli operatori, limitazioni in 7 scali, sono quelli del sud Italia, Brindisi è già a secco, Ryanair, che è la compagnia low cost che fornisce più voli in Italia, dice già ci sono a rischio 34.000 voli. E questo è diciamo, la mappa dell'esposizione delle compagnie aeree. Le low cost ovviamente in Italia sono molto più esposte. Allora restiamo in Italia, lo stop in altri 2 scali, perché i problemi adesso sono Brindisi e Reggio Calabria, ci sono problemi anche a Pescara, e gli italiani si chiedono: ma che dobbiamo fare? Ci siamo già ad aprile. C'è chi vuole prenotare le vacanze, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prenotare subito o aspettiamo? Il dilemma degli italiani per l'estate dei voli a rischio. Quindi vedete come si proietta già mesi in avanti questa crisi, che ovviamente adesso non vede soluzioni. Vediamo invece i quotidiani
diciamo, più di natura politica. Leggiamo prima i quotidiani di centrodestra, quotidiani vicini al governo, la tregua non decolla, quindi questo è il giornale. In una notte, dicono gli Stati Uniti, distruggeremo tutto, appunto, il caos voli, e questa è, diciamo, l'apertura del quotidiano Il Giornale con la foto di Donald Trump. Vediamo il quotidiano Libero, l'ultimatum, pace o macerie, le ultime 24 ore dell'Iran, quasi a spingere, diciamo, la politica americana. I quotidiani di centrodestra, noi sappiamo come il governo in qualche modo abbia fatto da spalla spesso le politiche, diciamo, potremmo dire quasi imperialiste degli Stati Uniti. Stasera alle 20 il termine fissato da Donald Trump: o Teheran accetta la tregua o sarà escalation. Potremmo cancellare il paese in una notte, dice, torneranno all'età della pietra. Queste frasi, insomma, veramente lasciano davvero il tempo che trovano. E poi la guerra degli italiani, altro che Pasqua austerity. Questa mi sembra un po' una frase di quella che pronunciò Berlusconi: i ristoranti sono pieni, quindi non c'è crisi. E questo è il quotidiano Libero, quotidiano di Mario Secchi, che ovviamente era il portavoce di Giorgia Meloni. La guerra degli italiani, dilaga il catastrofismo, c'è chi dice chiudete le scuole, ma in realtà al solito è diversa. Vedete come la si racconta, insomma, in qualche modo si cerca di come dire, dividere l'opinione pubblica. Un'altra tesi è quella della Verità, sempre un quotidiano di centrodestra, sul caro carburante. L'Europa vuole il diesel, quindi il complottismo contro l'Unione Europea. L'Europa vuole il diesel a 2,50 €, perché è tutto legato al Green Deal, no? Bruxelles non punta a risolvere i problemi, ma ci porta alla recessione. L'obiettivo è quello di razionalizzare i carburanti. Se l'Unione Europea se la prende con l'Italia, che taglia le accise, così oltre a crisi energetiche se ne creano anche fiscali. In pratica gli euroburocrati spingono per alzare i prezzi del gasolio e della benzina in modo da disincentivare gli automobilisti. Vedi che piano diciamo cervellotico, secondo la tesi del quotidiano La Verità. Vediamo invece due titoli molto belli, che sono quello del Manifesto, che è il quotidiano comunista, lo stretto indispensabile, è proprio riferito alla chiusura dello stretto di Hormuz. Teheran consegna i suoi 10 punti, ma dice nessun cessate il fuoco temporaneo, quindi lo stretto indispensabile del Manifesto. È bello anche il titolo del Riformista, la guerra sacrosanta, diciamo nei giorni di Pasqua. Da quasi 50 anni gli ayatollah seminano morte e terrore per cancellare Israele e colpire gli Stati Uniti, ma l'ipocrisia dominante ribalta l'eredità. Si processano Trump e Netanyahu, ma si assolvono i veri registi del caos globale. Anche qui la tesi complottista, questa volta da parte del Riformista. L'ultimo quotidiano che vi faccio vedere e poi ci fermiamo: la stangata pasquale del Fatto Quotidiano, salasso per gli italiani dai carburanti. La stangata pasquale vale 1,3 miliardi di euro in 2 giorni, spesi appunto in più dagli italiani. Quindi è fallito il decreto legge delle accise, secondo il Fatto Quotidiano. Grazie Luca, tra pochissimo il turismo lento, che è un'ottima occasione, visto anche i tempi. Turismo lento in Sicilia, avremo 2 ospiti, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è venuto il momento di parlare di turismo lento. Lo facciamo con un ospite graditissimo, una guida naturalistica, Carmelo Nicoloso, una figura storica dalle nostre parti, ma adesso, complice anche, noi scherzavamo prima, il caro carburanti. Conviene fare il turismo lento, continua a esserci? Sì, allora il turismo lento è un turismo che si va a piedi principalmente, poi ogni tanto magari qualcuno con le bici, si va anche a cavallo. Oggi c'è tanta attività anche sommeggiata con gli asini, quindi diciamo è un modo di camminare veramente slow, veramente a passo d'uomo. E la Sicilia consente tutto questo, qui vediamo un'immagine molto bella. Sì, qui siamo praticamente nella zona dei Sicani, perché questo è il cammino di San Bernardo da Corleone, perché diciamo la nostra rete dei cammini e sentieri di Sicilia si articola fino all'estremo sud, quindi arriva fino a Pantelleria. Sono tanti i cammini e sentieri che si articolano nella nostra isola e quindi è veramente
veramente una rete che unisce proprio questa tipologia di escursionismo a contatto diretto con la natura. Promosso da Rete dei Cammini, abbiamo sentito. Sì, che cos'è? Allora, la Rete dei Cammini è una rete che è stata strutturata nel 2024 a Piazza Armerina. Il coordinatore regionale dovrebbe essere collegato fra un po' insieme a noi, che è Totò Trumino, ma questa rete poi è sorretta, sostenuta, supportata dall'assessorato regionale al turismo. È veramente un punto di forza importante. Sicuramente Totò parlerà della terza giornata regionale che si terrà il 12 aprile e quindi... Ecco, dove si tiene? Allora, sono tanti cammini, sono i cammini che ovviamente si sviluppano... Ecco qua sì, esatto. Immagine che più o meno ci dà l'idea, sono sparsi parecchio. Sono diversi e sono più di 20, siamo praticamente per questa attività del 12, non ricordo se 27-28 cammini in tutta la Sicilia, e quindi è veramente questa nostra opportunità di aprirci a un contesto veramente unico. Può partecipare chiunque, no? Sì, possono partecipare chiunque, ovviamente sempre rapportandosi e raccordandosi con i coordinatori dei vari cammini, perché è importante sapere quanti chilometri sarà quella attività. Certo. E quindi soprattutto preparati dal punto di vista della distanza. C'è un cammino che incuriosisce più degli altri, si è intitolato Lava e Fede. Allora, questo cammino l'abbiamo un po' strutturato legato a un progetto internazionale, Le care montagne che parlano di Dio, dedicato a Giovanni Paolo II. Il progetto nasce nel 2009 e il cammino che si articola attorno all'Etna, ma che quest'anno abbiamo voluto concentrare su Catania città, perché ovviamente quando parliamo di Lava e Fede parliamo di Agata, parliamo della nostra Santuzza, e quindi quest'anno si lega a questo giubileo agatino, quindi il nostro cammino Lava e Fede si svolgerà il 12 di aprile in città, proprio omaggiando Sant'Agata. Abbiamo in collegamento Totò Trumino, che è il coordinatore regionale di questa rete, la Rete dei Cammini. Grazie per essere con noi, buongiorno e benvenuto. È una bella iniziativa questa di Catania, ma ce ne sono tantissime altre, è vero Trumino? Sì, buongiorno a tutti i vostri telespettatori, buongiorno agli amici che sono lì nello studio, a Carmelo e a lei, grazie per l'invito. I cammini, dico, sono 26, 27 eventi in tutta la Sicilia, in tutte le province regionali siciliane. È la terza giornata dei cammini e sentieri di Sicilia, per cui ogni siciliano si potrà mettere in movimento e potrà assaggiare quella che la Sicilia offre. Io dico sempre che la Sicilia più bella è quella che va camminata e quella che va guardata, tant'è vero che il motto della nostra giornata è Cammina Italia, guarda e cammina, osserva le bellezze della tua città, osserva la bellezza della Sicilia di mezzo. Certo, ci sono cammini religiosi, quelli nei boschi come qua, nelle montagne, percorsi che collegano aree interne. Qui dove siamo più o meno? Siamo esattamente in territorio di Belpasso, a Borrello, sull'erezione del 1669. Questa è una grotta, un tunnel di scorrimento lavico, la cosiddetta grotta dei Taddariti. I Taddariti sono i pipistrelli. Ah, perché ci vanno lì naturalmente. Esatto, è il loro habitat. Bellissimo. E si può fare tutto l'anno, non è soltanto il 12 aprile, giusto? Il 12 aprile è proprio la giornata dedicata ai cammini, a coordinarci tra di noi, ma chiunque vuole partecipare, chiamando i nostri punti di riferimento, ha la possibilità di organizzarsi. E sono l'organizzazione di questi diciamo cammini o passeggiate più o meno diffuso in tutta la regione o più vicino all'area di Catania? No,
Principalmente su tutta la regione. Dobbiamo dire che la parte occidentale, soprattutto sui Sicani, si articolano su un asse che va da Palermo ad Agrigento, ben 3 cammini, quindi diciamo dalla Francigena all'Itinerarium Rosalie, ma anche al cammino di San Bernardo da Corleone, e poi il cammino di San Giacomo proprio al centro della Sicilia, a Piazza Armerina, di cui il coordinatore è proprio Totò Trumino. E Trumino, lì quando ci vanno anche i ragazzi, i giovani, hanno piacere di partecipare, scoprire e riscoprire le bellezze caratteristiche dei loro luoghi, è così? Ma sì, i ragazzi sono quelli che poi alla fine, dico, sono quelli più pigri, dico io, però dico, c'è un bel movimento che è legato allo scautismo in genere, però dico, noi vorremmo proprio spronare. Io l'altro giorno facevo dei dati e guardavo chi viene a fare il nostro cammino, quello che è il cammino di San Giacomo di Sicilia, che è un cammino strutturato, il Santiago d'Italia, ormai considerato per tanti, e noi abbiamo ormai diciamo una massa di persone mature, dico io, dai 40 in su. Noi vorremmo cercare di fare smuovere quelli che sono i ragazzini degli smartphone a vedere e apprezzare quella che è la natura, quella che è la Sicilia di mezzo, che è poi la cosa più bella. Il camminare, il guardarsi, l'osservare, dico, potrebbe essere uno stimolo per loro. Alcuni funzionari regionali ci dicono sempre che la nostra isola è uno stato, 6 milioni di abitanti, dico, basterebbe solo che i siciliani iniziassero ad apprezzare quella che è la loro terra per fare veramente un turismo esperienziale, un turismo a contatto con la natura, un turismo che veramente riempie tutti noi. Queste immagini questo, a chi si riferiscono? I territori e presentare le città. Queste siamo sul cammino di San Bernardo da Corleone, proprio sui Sicani. La patria, No, la patria di un altro gruppo. Io sono più etneo, diciamo la parte occidentale. Abbiamo anche un altro gruppo che si è, diciamo, organizzato a portare avanti anche il cammino con San Benedetto il Moro, e quindi il compatrono di Palermo, e unisce questa parte palermitana dove lui ha finito un po' la sua vita, è partito da San Fratello, figlio di schiavi, e quindi anche questo qua è un altro, diciamo, cammino con i frati francescani, che quest'anno ci ricorda anche gli 800 anni di San Francesco, quindi c'è 800 quest'anno c'è un connubio che unisce il Giubileo acatino con i 900 anni del ritorno delle reliquie a Catania e 800 anni legati a Francesco d'Assisi. Dicevamo prima che in fondo poi la Sicilia i cammini se li ha quasi in modo spontaneo, naturale, è vero? È proprio così. È proprio così. Pronta per questi percorsi. È strutturata. Poi lenti. Per esempio i Nebrodi sono sicuramente l'asse che va da San Mauro Castelverde sulle Madonie alla zona di Troina, ricordando la famosa banda maurina. Lì andiamo su un'altra tipologia di cammino, il cammino dei briganti. Dobbiamo dire che veramente in Sicilia c'è tanta roba. Vediamo se abbiamo ancora, non so se la regia ne ha qualche altra immagine che possiamo commentare insieme. Intanto volevo chiedere a Trumino, che consistenza ha la vostra organizzazione di rete dei cammini? Vediamo, ci faccia capire un po' di più. La consistenza è che siamo riusciti a mettere assieme, per la volontà di tutti noi, 37 cammini, 5.000 chilometri di sentieri e ciclovie già mappate, utilizzate e fruibili per i siciliani e non. Quindi la consistenza è una massa veramente enorme di chilometri tracciati sul nostro territorio. Dico, se uno ci riflette un attimo dal questo momento, oltre quella di Catania che ci sarà domenica 12, c'è un percorso che attira più degli altri. Ma quello che a noi piace spingere per questa giornata sarà la giornata dedicata agli amici di Niscemi, dove ci sarà una raccolta fondi, dove gli amici della via Francigena, la via Fabaria, faranno appunto una giornata dedicata a loro e per loro. Regaleranno dei gadget, ci sarà un minimo di iscrizione e gli eventi, dico, sono gratuiti in tutta la Sicilia. Però quello
di Niscemi sarà appunto una raccolta fondi da destinare al popolo di Niscemi, e quindi il mondo dei camminatori, il mondo della nostra, diciamo, della nostra rete è vicino a Niscemi, è vicino a questo popolo, per cui invito ai quanti possono aderire a Niscemi di andare lì, perché sarà una giornata straordinaria per loro. Però ci saranno eventi, come diceva Carmelo. Prego. Il punto di raccordo è proprio a Niscemi. Sì, Niscemi c'è un cammino che passa da lì, che è la via Favaria, praticamente un cammino strutturato sulle Francigene siciliane, e tappa Niscemi. Gli amici del comitato delle Francigene di Niscemi, assieme al coordinatore, a Davide Comunale, a Ornella Palmiciano, saranno lì per accogliere i quanti siciliani o non, per dare un momento di solidarietà. Però vorrei ricordare che oltre di Niscemi ci sono i tanti altri cammini che ha citato il nostro amico Carmelo poco fa: Piazza Armerina, San Michele di Ganzaria, Corleone, Catania, Palermo, Agrigento, Pantelleria. Noi arriviamo anche a Pantelleria con un cammino pantesco. È una cosa straordinaria. Siamo veramente l'unica regione italiana, e questo lo vorrei dire ai quanti ci ascoltano, ad aver istituzionalizzato la giornata regionale dei cammini, e questo grazie agli amministratori regionali, all'assessorato al turismo, che ha creduto in questo progetto, che è partito 2 anni fa, e siamo ormai arrivati alla 3ª edizione. Ci fa molto piacere, vi facciamo i complimenti, ricordiamo l'appuntamento del 12 aprile a Catania, in tutte le località che hanno citato i nostri ospiti. Ci tenevo a precisare una cosa, poco fa sentivo... Rapidamente siamo in chiusura. Sì, era proprio per dare spazio ai giovani. La Fondazione Città del Fanciullo di Acireale ha organizzato proprio un corso di formazione per i cammini e sentieri di Sicilia. Bello. E quindi, oltre alla Fondazione Città del Fanciullo di Acireale, la Città dei Ragazzi di Catania, ubicata in una zona abbastanza periferica, gli Angeli Custodi, proprio un quartiere particolare di Catania, è molto vicina al nostro gruppo, quindi anche i ragazzi, i giovani, speriamo che si aggregano a questo nostro momento. Dicevamo prima, complimenti anche per questo, grazie per essere stati con noi, Carmelo Nicoloso e Totò Trumino. Ricordiamoci, da domenica 12 riprendono i cammini in Sicilia con il turismo lento. Adesso un'occhiata al tempo di oggi, vediamo com'è questo martedì. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'anticiclone subtropicale presente sul Mediterraneo centrale interesserà ancora il nostro territorio, regalando una bella giornata da nord a sud. E dunque andiamo a vedere proprio la situazione in Sicilia, dove avremo ampi spazi assolati con clima asciutto e con cielo sereno e terso per l'intera giornata. La ventilazione risulterà debole sia sulle coste che nelle aree interne, e le temperature massime toccheranno localmente i 22-23 gradi. Uno sguardo adesso alla situazione per la giornata di mercoledì, dove non cambia lo scenario meteorologico, dunque ritroveremo ancora un mercoledì dal sapore estivo, con sole assoluto protagonista e con temperature massime che non subiranno particolari variazioni, localmente però saranno anche in lieve rialzo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Oh, buongiorno Sicilia, eccomi con il libro in mano, il libro della nostra Barbara Bellomo. Complimenti, il titolo è L'incartatrice di Arance. Sì. Incartatrice, non incantatrice, come uno potrebbe pensare. E in effetti in copertina si vede bene che ci sono, come c'erano una volta, ci sono ancora le arance mezze. Le arance mezze che vengono incartate. Benvenuta. Grazie all'invito. Sì, ho preso questa antica tradizione dell'incarto delle arance, ma l'ho preso perché ho trovato a Catania all'inizio del Novecento una bellissima tipografia condotta da una donna realmente esistita, Concetta Campione, che stampava le carte, le veline per avvolgere le arance, ma aveva anche la concessione reggia per stampare le carte siciliane dei tarocchi. In quel momento nasce la nuova l'innesto dei tarocchi, e quindi c'è questo legame forte fra le carte da gioco dei tarocchi, in particolar modo uno dei trionfi, il 19esimo, le arance, e questa nuova arte che si diffonde di incartare con belle immagini. Allora, come state vedendo la copertina qui, la casa editrice è Garzanti, e il sottotitolo, diciamo così, è, se mi permettete, una ragazza in cerca di riscatto,
un'idea rivoluzionaria, una notte che cambia tutto. Ci attirano tutte e tre queste cose e torna Barbara Bellomo, scrittrice amatissima, un romanzo che profuma di Sicilia. La protagonista che fa tutte queste cose è Rosetta. Rosetta è una ragazzina che all'inizio del libro avrà 15 anni, poi la seguiremo per 2 anni e la sua storia si intreccia sia con quella di Michele, che è il contadino che ha trovato il nuovo innesto dei tarocchi, sia con quella di Concetta Campione, che ha la tipografia dove si stampano le veline. Tutti e tre seguiranno un progetto, ognuno con strumenti diversi come può, però tutti verso un unico fine, che è quello di incartare queste lance con belle immagini per poterle esportare in tutto il mondo. Che è una carta velina, no? Sostanzialmente. Sono carte veline che venivano messe intorno alle arance per evitare che la muffa di un frutto andasse sulle altre arance, e questo permetteva una più lunga conservazione e anche la possibilità finalmente di esportarle. Ecco, giusto. E Rosetta nel frattempo deve affrontare un sacco di prove durissime, non è solo che ci deve spoilerare tutto, però qualche accenno. Sì, Rosetta la vediamo all'inizio del libro che ha perso da poco la madre sul punto di morte le ha confidato un segreto importante, cioè che il padre non è suo padre, quindi c'è Rosetta che deve in tutto il libro cercare questa figura paterna, e poi siamo all'inizio del Novecento, è ambientato alla pescheria di Catania, quindi per una ragazzina che senza madre è un mondo anche difficile, colorato, profumato, ma difficile, e si trova a dover affrontare diversi episodi, ma anche un grande amore, perché lei è profondamente innamorata del contadino che ha scoperto le arance tarocco, ma all'inizio sembra un amore impossibile. Accennava prima al fatto che siamo a Catania agli inizi del secolo scorso. Com'era Catania allora? Com'è Catania nell'incartatrice di arance? Io ho fatto molte ricerche, ho trovato una Catania bella, una Catania viva, avevamo le raffinerie attive fino al 1923 che raffinavano quello che è detto l'oro giallo della Sicilia, quindi eravamo molto ricchi, avevamo i territori e i terreni alla piana, quindi questa grande produzione di agrume, l'oro giallo, e avevamo un'importante fabbrica di carrozze che poi è stata chiusa dopo che è arrivata l'avvento dell'automobile. Un momento che sapeva dare tanto, una città viva. In quel momento hanno messo il tram, c'era un grande fermento, una città con un grande porto. Che bello! Lei è a che quota è di romanzi? Questo è il settimo. Il settimo, complimenti! E porta pure fortuna. Ed è una docente, un'insegnante lei, vero? Sì, sono una docente di lettere alle scuole superiori qui a Catania e tengo molto ai progetti lettura per i ragazzi, poter avvicinare i ragazzi appunto alla lettura. E il fatto che sia pubblicato da Garzanti, che è un'importante casa editrice nazionale, fa capire che c'è un'attenzione, una da parte di chi pubblica volumi e libri anche per la letteratura contemporanea, diciamo così, no? Sì, con Garzanti è il mio secondo romanzo, è una casa editrice dove mi trovo molto bene, che fa chiaramente a livello nazionale, ha una grande distribuzione, quindi questo libro già è uscito la settimana scorsa, ma già mi sta dando tanta soddisfazione. E poi lei si ispira sempre a frutti e prodotti naturali, per esempio la casa del Carrubbo, che è il precedente rispetto a questo? Sì, due fa, in mezzo ce n'è uno su Ettore Majorana. Perché lei va avanti per ogni libri? 2 anni. Beata lei. Diceva? Sì, in realtà è giusto, perché questo romanzo lo considero il cugino della Casa del Carrubbo, respirano gli stessi profumi, la stessa Sicilia, no? E quindi quando ho scritto questo romanzo mi sono sentita anche molto legata al precedente, anche se lì l'argomento era molto diverso. Ma torniamo all'incartatrice di arance, e la protagonista
Concetta, ed è una giovane, ha raccontato prima. Com'è? Che donna è? Ma io ho incontrato per caso questa donna che aveva questa tipografia in via Plebiscito, molto attiva. Era una donna che assumeva solo donne per darle un futuro. Era una donna che faceva assumeva solo donne e aveva una donna che faceva molta carità negli istituti femminili del tempo. Io ho visto la foto dei funerali di questa donna che sono venuti nel 1951, c'era tutta la piazza Duomo piena con anche di queste bambine a cui lei faceva tanta beneficenza. La ditta inizialmente era intestata al marito Crunelli, ma lei riesce a farla diventare la ditta Campione, ed è una ditta molto grande che si espande, riesce a essere tipografia in una Catania del tempo di Verga, di De Roberto, ma oltre a tipografia appunto è anche una ditta che stampa le carte siciliane, in particolar modo i tarocchi siciliani. Ma una donna così forte, determinata, piena di inventiva, di creativa, poi è continuata, è andata avanti a Catania. È andata avanti questa stamperia a lungo, ora è ancora attiva, ma la proprietà è stata ceduta. A me quando ho scoperto questa storia sono rimasta incantata, perché in realtà è una donna dimenticata dalla città. È un peccato, perché veramente ha rappresentato un punto importante. Già all'inizio del Novecento pensare di volere assumerle per dare un futuro, non solo perché avevano le mani magari più veloci nella tipografia. Proprio io ho avuto la liberatoria dall'erede di Concetta Campione per scrivere questo libro. Mi ha proprio parlato tanto di quanto questa donna abbia fatto per Catania, quindi ho unito vero e verosimile, perché Concetta è inventata, ma Rosetta è inventata, Concetta no, per ridare vita anche a lei. Rosetta è la protagonista del romanzo, ma Concetta è la figura vera, reale, che racconta Barbara Bellomo. Complimenti, grazie per essere stata con noi. Il romanzo si intitola L'incartatrice di arance, come vedete, e lì sotto ci sono i prodotti meravigliosi della nostra Sicilia. Grazie ancora, e facciamo una breve pausa e tra poco musica con Chicco Allotta. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, adesso ci colleghiamo con Londra per incontrare un musicista che non è inglese, è un musicista siciliano, Chicco Allotta. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli spettatori. Allora, giovedì sarà una giornata importante, oggi è lunedì, giovedì, che succede Chicco? Giovedì suoniamo, allora il giorno 10 di aprile suoniamo a Trapani all'Irish Pub, ed è la data ufficiale dell'uscita del mio EP, Segunda Genie, Chicco Allotta and the Groovers, una band stellare. Siamo riusciti a mettere su questa cosa mentre ognuno siamo presi dai nostri impegni, e insomma pare che ci siamo riusciti. Ecco, Chicco Allotta è conosciuto dai tanti giovani, forse non tantissimo dai meno giovani. Che ci fa a Londra? Lei è siciliano, no? Di dov'è? Io sono trapanese. Trapanese. E a Londra ha sfondato, che cosa ha fatto? Allora, intanto per adesso non sono a Londra, ma sono a Sète, in Francia, nel sud-ovest della Francia. Perché ho preso una casa qua da qualche tempo con la mia compagna, quindi siamo qui per adesso. Bene. E mi sposto. Si sposta? Perché... Adesso infatti sono in viaggio, sto andando in Sicilia. Bene, e ci parli un po' di lei, la sua musica. La mia musica, ho cominciato giovanissimo, sempre sul filone groove, funky, reggae, blues, jazz, fusion, mettendoci tanto della sicilianità, quella famosa scala araba minore in mezzo, che fa parte pure del mio linguaggio, tanto quanto le
le cose che arrivano dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra o dal Brasile o da Mamma Africa, insomma un po' di tutto questo è la mia musica, il mio viaggio da quando avevo 16 anni fino adesso praticamente. Complimenti. Abbiamo letto, mentre scorrevano le immagini in bianco e nero delle sue esibizioni, un titolo che ci ha incuriosito non poco, perché Jungle Ciuri 2.0, che è una fusione, come dire, pazzesca di tutto il possibile. C'è la rete 2.0, c'è l'inglese che va e c'è il siciliano. Certo, ce ne parli. Era una jam session tra amici, fortunatamente già all'epoca avevamo sempre un piccolo studiolo portatile dove registravamo le nostre estemporanee, e mi è venuta questa cosa su un groove in minore, su andamento reggae, di cantare. L'ho praticamente decostruito, il ciuri ciuri nostro, cantandolo in minore con delle note diverse e un timing, un tempo quasi simile, su un'atmosfera completamente diversa, tant'è che poi il brano non è che sto facendo ciuri ciuri, sto dicendo un'altra cosa, sto cominciando a parlare della mia Sicilia degli anni 80-90 quando sono cresciuto lì, quindi insomma questo. È vero che quindi poi ha trasformato Ciuri Ciuri, ma anche altri brani della tradizione più bella della canzone siciliana in pezzi di protesta? Allora, dipende, perché per esempio Vittina Crozza in effetti potrebbe avere due significati. Laddove dice Vittina Crozza supra nu cantuni, o ce n'è un'altra versione, Supra Luca Annuni. Sì. Le versioni potrebbero essere due. Una è parlando di gente che lavorava nelle cave, quindi era Ucantuni. Se no, sta parlando di gente in guerra o rivolte o cose del genere, e quindi era il cannone, Ucannuni. Per esempio. Ma questo non sta a me, non sono uno studioso di antropologia siciliana. Oggi è più che mai attuale. Oggi è più che mai attuale parlare di cannoni nel periodo in cui siamo, quindi ci sta benissimo. Benissimo. Volevo dire, lei compone musica e testo tutto insieme, ispirandosi alla tradizione siciliana, naturalmente. Non solo, prendo tanto anche dalla musica africana, prendo tanto dal reggae, prendo tanto dal funk, dall'R&B, dal soul, dal blues. Allora facciamo qualche esempio, facciamo qualche esempio per chi ci ascolta. Father and Son, padre e figlio, che cos'è? È stata un'altra jam session fortunata a casa mia a Londra. All'epoca lo studio era in cucina. Ho registrato e è venuta fuori questa cosa, che dopo è diventato Father and Son. Padre e figlio. Semplicemente questo. E poi c'è un altro bellissimo che si intitola Trapani. Joe Allotta. Certo. Il batterista Joe Allotta, trapanesissimo in giro in Italia, e ha la sua carriera, che non eccetera. è parente suo. Non è parente suo, sì. No? Joe Allotta è mio figlio, come? Evviva! Complimenti. È certo che è mio figlio. E quanti anni ha? Sì. 30 ne sta facendo. Caspita, siete veramente grandiosi. E Trapani Maybe, che cos'è? Forse Trapani. È un brano che è nato mentre stavo ancora pensando se era il caso di rimanere nella mia città, perché dopo diversi giri sono ritornato per un altro 8-10 anni, prima di poi lasciare per Londra. E lì ancora era un momento che non sapevo se fermarmi o meno. Sembrava, c'erano delle cose in palazzo, c'erano dei progetti che stavano andando benino. Per questo Trapani Maybe. Bellissimo, poi ne cito un altro paio, la lascio tranquilla poi. Such a Cold, che freddo. Che fa. Che freddo che fa. E questo che è? Londra, che cos'è? Questo è stato Londra.
un tipo 6-7 febbraio di qualche anno fa. Cioè, abbiamo visto i sorci verdi dal freddo, proprio incredibile. Ma veramente ce ne incredibile. sono una serie pazzesca. Non so se la regia ha qualcosa anche di sonoro. Possiamo anche sentirlo? Forse l'abbiamo sentito prima, io non me ne ero accorto. Vabbè. Allora, Chicco, parliamo un po' di lei. Lo conoscono in molti, ma non tutti. E allora lei viene fuori con i Chiaramira, con cui si era esibito a un 1 maggio, che è un importante concerto ogni anno che si tiene a Roma. Il Chiaramira era la mia band tra il 2000 e il 2012, anche 13, dal 2000 al 2013. Anche lì un fortunato gruppo di musicisti amici che hanno deciso di intraprendere un cammino insieme. Facevamo la spola Trapani-Roma, perché il nostro compianto percussionista Guido Cipolla viveva lì, io e il violinista, chitarrista Vito Morello eravamo a Trapani, quindi si faceva la spola continuamente e abbiamo avuto la fortuna di conoscere qualcuno che poi ci ha introdotti ai fratelli Fiorello in qualche modo, e da lì abbiamo fatto l'1 maggio di Roma, un mesetto di apparizioni in radio, la Fiorello e Baldini, queste cose qui, ecco, qualche Bene. festival. Complimenti, e poi, benissimo, grazie a Chicco prima Lotta. che me lo scordo, scusami, prima che me lo scordo, giorno 11 stavo a facendo Tre questo. Castagni, allo spazio polifunzionale artistico che è l'ex cinema di Tre Castagni, suonerà il Chicco Allotta and the Groovers, Place Seconda Genia, in presentazione lì. And the E prima Groovers. c'è il concerto and the Groovers, yes. Bravo. Coloro che mi sostengono col groove. Alla moda, Chicco. E però il giorno prima a Trapani, giusto? Capito bene? Il giorno prima a Trapani, il 10 a Trapani, all'Irish Pub. Perfetto. Complimenti, è stato un piacere conoscerla e naturalmente in bocca al lupo per i suoi appuntamenti. Chicco Allotta. E adesso Grazie a l'oroscopo a Buongiorno Sicilia. E naturalmente Marco Amato dovrebbe essere in agguato, fa anche rima, ti piace? Marco Amato sta in agguato. Ed eccomi qua. Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, buongiorno al tuo oroscopo. Speriamo che ci dai belle notizie con sti chiari di luna che ci sono qua, con le guerre, le cose. Di che ci parli oggi? Sì. Musica, Oggi vi parlo di una featuring molto attesa e molto anche fatta di tanta collaborazione e complicità tra Giorgia e Tiziano Ferro, ovvero lanciano un brano che si chiama Superstar, ovvero il rovescio della medaglia dell'essere delle star della canzone. Ebbene, questo brano nasce a quattro mani e dalle loro conversazioni notturne, quindi proprio uno scambio di pareri e opinioni tra questi due grandissimi big della nostra musica italiana, che esprimono un loro punto di vista tutto da ascoltare. Decisamente interessante il connubio tra una Toro, Giorgia, e una cuspide Acquario Pesci, che è Tiziano Ferro. Ebbene, per quello che riguarda Toro, che vuole avere tutte le certezze del mondo, è proprio tipico di una Giorgia che ha sempre battuto sul suo stile, è sempre involutivo ma sempre fedele a se stessa, mentre invece Tiziano Ferro le sue metamorfosi, quindi la genialità dell'acquario e l'adattabilità fluida dei pesci, che sempre insegue una nuova forma da dare ai sentimenti. Ci aspettiamo tantissimo da questo brano e auguri a questi due nostri fiori all'occhiello della musica italiana. A proposito di astrologia, oggi c'è una baldanzosa e positiva luna in Sagittario. Ebbene, i cambiamenti che per adesso riguardano il pianeta che, come diceva a inizio anno,
hanno a che fare con una nuova governance, perché Saturno e Nettuno in Ariete dovranno capitanare e gestire dei fatti sociali, sociologici, macroscopici, come le guerre, in una maniera diversa, nuova e assolutamente molto più veloce. Quindi sì, sono proprio di buon auspicio per tutto quello che riguarda i chiari di luna della temperie poco felice che vi stiamo vedendo. Dico soprattutto il 26 di aprile, quando Urano sarà finalmente in Gemelli e si potrà parlare invece che cannoneggiare. Dunque, Ariete, proprio voi tra i segni di fuoco siete tra i privilegiati, perché la Luna è di Trigono, oggi esalta tutta la compagine planetaria nei vostri gradi zodiacali. Marte è sempre più vicino, per cui oggi potete un po' di più, quindi agite. Toro, per voi invece la Luna smette di darvi il tormento in opposizione, visto che è stata per voi una Pasqua molto movimentata, ebbene, ora vi potete godere una calma maggiore, organizzare meglio il lavoro, siete molto più sereni, quindi godete dello status quo. Gemelli, per voi oggi invece la Luna è proprio antipatica, proprio perché ponendosi in opposizione vi mette un po' con le spalle al muro e vi obbliga a confrontarvi con tempo e certezze che per adesso pensate di non avere. Proprio voi, il giorno 26, riceverete Urano e tutto sarà molto più stabile. Con voi oggi Giove proprio non fa pace con Sole e Saturno, per cui un Giove che vuole sempre di più, ma un Saturno che tende a essere delatore, quindi razionalizzate bene il tempo e le vostre possibilità. Leone, per voi oggi un'ottima giornata, una luna che si esprime in maniera molto positiva. I segni di fuoco oggi sono super favoriti, per cui cari Leone non vi resta che amare. Vergine, per voi oggi invece è una luna un po' fastidiosa, proprio perché vuole delle certezze, vuole delle conferme affettive. Ci pensa Venere in Trigono dal Toro a darvele, ma non dovete essere così emotivi o così permalosi. Bilancia, per voi avere ben 4 pianeti contro e Marte sta arrivando pure a darvi fastidio non è semplice. La luna per oggi vi incita a esprimere ciò che non va, quindi a comunicarvi anche in maniera poco diplomatica. Voi ci tenete tanto, ma oggi è un po' difficile. Scorpione, per voi oggi la bella negli occhi di bellezza, proprio fa trovare il bello e il positivo ovunque, anche se probabilmente vi dà fastidio la distanza tra qualche affetto che sentite un po' lontano. Sagittario, per voi protagonisti della giornata, questa luna oggi è potentissima, è una luna che salta i segni di fuoco, quindi che dirvi, siate fortunati e positivi come lo zodiaco vi vuole e vi conosce. Capricorno, una luna pensierosa oggi, una luna che vi obbliga a tenere in conto tutta una serie di varianti possibili. Voi Capricorno, che siete sempre molto tattici, oggi dovrete gestire meglio le cose al lavoro. La Venere invece in Trigono vi fa felici con il vostro partner. Acquario, per voi oggi è una bellissima giornata, quando la luna è in Sagittario si parla di amici, di idee nuove, ma soprattutto oggi di partenze, arrivi e di incontri inaspettati, quindi divertitevi un po', a voi che piace il cambiamento. Pesci, per voi oggi è una luna un po' fastidiosa e problematica, proprio perché fa venire dei pensieri un po' emotivi, come se delle paure che venissero fuori. Marte invece vi obbliga al controllo un pochino più centrato e all'indagine più analitica del territorio intorno a voi. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Michele e buongiorno Ciao Marco, Sicilia. grazie, tanti auguri anche a te per la bella giornata che ci aspetta, giusto? Che dicono i giornali? Prospettive buone? Guarda, ti faccio vedere una prospettiva che non è buona, è meravigliosa. Oh. Cioè, eccola qua, guarda che bella. Eccola qua. Questa è la Terra vista dalla Luna con la missione Artemis. Eccola qua, bellissimo, no? Il flyby, chiamato in gergo tecnico, il lato oscuro della Luna.
eccolo qua, lato scuro della Luna, mai nessun uomo è stato così lontano dalla Terra, quindi insomma è andato tutto attorno, addirittura ci sono anche, guarda qua all'intervista, il planetologo, non è tutto grigio, quindi come la vediamo noi la Luna, lassù ci sono anche i colori, quindi i colori della Luna, i cosiddetti colori della Luna. Guarda che bello, eccezionale questo racconto che oggi fanno tutti i giornali, perché insomma è una missione scientifica, sperimentale, storica in qualche modo, quindi insomma ha battuto il record questa missione Artemis di Apollo 13, 4 astronauti a bordo hanno superato i 400.000 chilometri di distanza, quindi insomma questo è un altro dei temi. Poi velocemente, perché siccome sempre noi non ci facciamo mancare niente, dico che abbiamo parlato molto delle questioni di Forza Italia, insomma tutte le tensioni, adesso diventa un caso nazionale anche dalla Sicilia, eccolo qua. Forza Italia, ribolle dalla Sicilia alla Puglia, pressing su Tajani per lo stop a Barelli che è il capogruppo. E poi, quindi insomma, questa è la questione della politica, perché oltre a tutte le questioni di guerra, di conflitti internazionali, noi non ci facciamo mancare niente, anche dal punto di vista della politica interna. L'ultima, che è una questione che riguarda i ragazzi, ma che riguarda anche la società. Questa è una legge già in cantiere, diciamo, vietare ai social agli under 15 per tutti i pericoli di cui parliamo spessissimo, quindi via i social agli under 15, la corsa del governo alla legge già in cantiere, quindi ci sono tutta una serie di numeri, cifre che testimoniano quanto sia importante insomma andare verso questa direzione. Il disegno di legge tra l'altro bipartisan, quindi sono tutti d'accordo su questa da destra a sinistra, è incardinato ed è in commissione al Senato, vediamo che succederà. Grazie Luca, grazie a tutti voi per averci seguito, buongiorno Sicilia, appuntamento alle 13:30 con TG Sicilia, buona giornata.